benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Siracusa è esploso nella notte un ordigno davanti a un locale della Movida pronto per l'inaugurazione. È la seconda intimidazione alla stessa famiglia. 6 giorni fa un incendio doloso al loro caseificio. Nelle campagne di Partinico caccia all'assassino dell'allevatore. Gli investigatori dicono la vittima conosceva il killer, è stata un'esecuzione. A Messina riaperte le indagini sull'omicidio eccellente del professor Matteo Bottari, avvenuto 28 anni fa. Un delitto a colpi di lupara. Ora si indaga su eventuali collegamenti con un suicidio e un altro assassinio a Cesarò. Notte d'emergenza a Sciacca per una frana. L'improvviso cedimento di una strada ha reso necessaria l'evacuazione di 2 famiglie. A Catania si sbriciola il centro storico, crollata una palazzina disabitata in via Acquedotto Greco, transenato un edificio in via Plebiscito, dove passerà la processione di Sant'Agata. A Palermo il progetto Includo ha permesso ad alcuni senza tetto di trovare un lavoro lasciando i dormitori, ma sempre più persone chiedono aiuto ai centri d'ascolto della Caritas diocesana. Gibellina è capitale dell'arte contemporanea. Per il ministro della Cultura Giuli, premiata la capitale della creatività. Il Belice e la Sicilia occidentale oggi ricordano il 58° anniversario del terremoto che ha distrutto una ventina di paesi. Calcio, il Catania a Monopoli potrà contare anche sui propri tifosi dopo 3 mesi di restrizioni. In difesa, dopo l'infortunio di Di Gennaro, ancora Allegretto insieme al rientrante Celli e a Pieraccini. Trapani a rischio, la decisione del Tribunale Federale Nazionale il 22 gennaio potrebbe aprire le porte all'esclusione dal campionato, determinante anche la data dei prossimi pagamenti, fissati per il 16 febbraio. Bentrovati. Ancora un'intimidazione ai commercianti di Siracusa. Ha preso di mira per la seconda volta un locale della Movida a Ortigia. Francesco Aloi. Il silenzio della notte è rotto dall'esplosione di un petardo. Eccoli i danni ad uno dei locali della Movida. Siamo al Foro Italico per i siracusani, la Marina. Era passata da poco la mezzanotte quando qualcuno ha messo a segno l'ennesima intimidazione in una città sotto shock. Il locale, al momento in chiusura stagionale, è dei titolari del caseificio colpito appena una settimana fa. Ovviamente abbiamo paura oggi perché non è il primo segnale ma il secondo. Dalla prima intimidazione nel cuore del mercato storico di Ortigia ad ora sono trascorsi alcuni giorni, ma il perché di tutto ciò non riescono a spiegarselo. Tra le tante cose che stiamo cercando di capire c'è questo, la causa che può portare ad azioni di questo tipo le persone, causa di cui noi non ne siamo a conoscenza. Proprio ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al nostro TG il prefetto Chiara Armeni ha assicurato l'intensificazione dei controlli, ma a quanto pare alla criminalità non fa nessun effetto. Abbiamo già in programma un'iniziativa importante che faremo, è programmata per il 26 gennaio con tutte le associazioni anti-racket della Sicilia che verranno. Comunque non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare militari anche da fuori provincia. A Siracusa è allarme sicurezza ed anche il ministro dell'Interno Piantedosi ne è a conoscenza. Nelle campagne di Partinico è caccia all'assassino dell'allevatore di 73 anni. Gli investigatori dicono la vittima conosceva il killer, è stata un'esecuzione. Marco Gullà.
Un agguato con 3 colpi di pistola. È stato ucciso così Vito La Puma, 73 anni, allevatore, trovato morto ieri pomeriggio in un'area di campagna in contrada Principe di Mezzavilla, tra Partinico e Borgo Parrini. Il killer lo ha raggiunto lì dove sapeva di trovarlo, insieme al suo gregge di pecore, a pochi chilometri dall'ovile in cui la vittima teneva gli animali, e avrebbe sparato con freddezza, senza lasciargli scampo. Ma perché è stato ucciso La Puma? È la domanda su cui lavorano gli investigatori della squadra mobile, che stanno scavando nel passato e soprattutto nel cellulare e ascoltando i familiari e le persone che conoscevano appunto l'allevatore. Il cadavere di La Puma è stato trovato lungo una strada interpoderale in un'area poco abitata. Accanto al cadavere poche tracce e neanche un bossolo, il che farebbe pensare agli investigatori che possa essere stato usato un revolver, ma non si esclude che il killer abbia ripulito la scena prima di allontanarsi. L'allevatore 73enne era conosciuto in zona come una persona non particolarmente mite, che aveva alle spalle qualche problemino con la giustizia, ed è in questa direzione che per ora si muovono gli investigatori, ipotizzando che La Puma possa aver avuto qualche contrasto personale con chi non gradiva che portasse a pascolare le pecore in terreni non di sua proprietà. Chi ha sparato conosceva con ogni probabilità le abitudini del 73enne, i suoi orari, i terreni in cui portava le pecore e le strade che percorreva. Cefalù, pestato a sangue per un rimprovero. La vittima aveva ripreso un uomo che aveva appena litigato con un commerciante e quello prima si è scusato, poi si è vendicato prendendolo a calci e pugni. Qualcuno ha ripreso la scena con il cellulare e la polizia ha arrestato l'aggressore. A Palermo una rissa in zona rossa è costata la chiusura di un pub dove il 20 dicembre si erano affrontati una decina di giovani. La zuffa era continuata all'esterno del locale, sfiorando ignari passanti. A Messina riaperte le indagini sull'omicidio del professor Matteo Bottari, avvenuto 28 anni fa, un delitto eccellente rimasto irrisolto. Francesco Triolo. La procura di Messina ha riaperto a 28 anni di distanza dal delitto l'inchiesta sull'omicidio del professore Matteo Bottari, 49 anni, ucciso la sera del 15 gennaio del 98 nella città dello Stretto. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud dopo la conferma da parte del procuratore capo Antonio D'Amato che sono in corso attività investigative tese a verificare l'eventuale sussistenza di collegamenti tra l'omicidio di Matteo Bottari, l'omicidio di Epifanio Zappalà avvenuto a Cesarò il 20 marzo del 2013 e il decesso di Giuseppe Longo del 20 luglio 2013. Al centro delle indagini l'omicidio dell'endoscopista docente al Policlinico, ucciso con un colpo di lupara caricato a pallettoni lungo il viale Regina Elena mentre stava tornando a casa. Quella sera la moglie Alfonsetta Stagno dal Contres, figlia dell'ex rettore Guglielmo, l'aspettò invano per cena insieme a uno dei suoi 2 figli. L'inchiesta è coordinata dal procuratore D'Amato, dall'aggiunta Rosa Raffa e dal sostituto della DDA Piero Vinci. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e sono seguite direttamente dal comandante provinciale di Messina, il colonnello Lucio Arcidiacono. Il collegamento tra i 2 omicidi sarebbe il professore Giuseppe Longo, 64 anni, gastroenterologo, che si tolse la vita il 20 luglio del 2013 a Messina, iniettandosi in vena del cloruro di potassio, coinvolto e poi assolto in alcuni processi per traffico di droga e per infiltrazioni dell''ndrangheta all'università. Longo fu sospettato e poi scagionato di essere il mandante dell'omicidio Bottari, di cui era collega al Policlinico, ma fu anche indagato dalla procura di Catania come possibile responsabile dell'omicidio del guardia caccia catanese 46enne originario di Mister Bianco, Epifanio Zappalà, il secondo delitto citato dal procuratore D'Amato. Un corriere con 4 kg di hashish è stato arrestato agli imbarcaderi di Messina. La droga era nascosta nell'intercapedine della sua auto tra il tettuccio e il rivestimento interno. A fiutarla il cane dei finanzieri Lord. I carabinieri di Bronte hanno scoperto una truffa ai danni di una donna di 79 anni raggirata con l'ormai famigerato trucco del finto carabiniere. Un uomo al telefono le ha fatto credere che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente e rischiava l'arresto. Poco dopo un giovane si è presentato a casa e la donna spaventata gli ha consegnato soldi e gioielli. Dopo la denuncia, in 2 devono rispondere di estorsione aggravata.
Notte di emergenza a Sciacca per un improvviso cedimento stradale. Nel quartiere Marina una frana ha coinvolto via San Paolo, rendendo necessaria l'evacuazione di 2 famiglie alloggiate provvisoriamente in albergo. Davide Sardo. Paura nella notte a Sciacca, dove una frana improvvisa ha fatto cedere un tratto di strada nel quartiere Marina. Solo il caso ha evitato conseguenze più gravi. Erano circa le 22 quando in via San Paolo l'asfalto ha ceduto improvvisamente a ridosso di alcune abitazioni. Il cedimento ha fatto scattare l'allarme e richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. In quel momento nessun veicolo stava transitando lungo la strada, evitando così il peggio. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, ma la situazione ha imposto l'evacuazione di 2 famiglie che abitano nelle case affacciate sul punto interessato dalla frana. Per loro è stata disposta una sistemazione temporanea in hotel. Sul posto sono intervenuti anche la Protezione Civile e i tecnici del Comune impegnati nelle prime verifiche sulla stabilità degli edifici e del terreno. Accertamenti che serviranno a chiarire le cause del dissesto, probabilmente legate a criticità del sottosuolo. Una volta completate le verifiche sarà necessario progettare un intervento di consolidamento per il ripristino della strada e la messa in sicurezza dell'intera area. E a Catania il centro storico cade a pezzi. Palazzina disabitata crolla in via Acquedotto Greco, mentre un edificio pericolante rappresenta una minaccia in via Plebiscito, proprio dove il 4 febbraio è previsto il passaggio di Sant'Agata. Tonino De Mana. Massi e calcinacci che cadono, marciapiedi off limits e transenne del comune di Catania ovunque. Segnali inequivocabili ed inquietanti di un centro storico che si sbriciola. In ordine di tempo, l'ultimo crollo che ha interessato una palazzina disabitata si è verificato ieri al civico 105 di via Acquedotto Greco ed ancora una volta è andata bene, visto che il cedimento del tetto e di parte della fatiscente struttura si è verificato all'interno. Sulla pubblica strada restano le transenne e le denunce di Giuseppe Buio. È dal 2023 che viene segnalato e non è giusto che comunque non viene ascoltato e preso in considerazione. Si prenderà in considerazione soltanto quando qualcuno si farà male. Da un pericolo all'altro, qui siamo in via Plebiscito ed esattamente alla curva dei Cappuccini, i catanesi la chiamano così, ed è uno dei passaggi più attesi della processione di Sant'Agata nel cosiddetto giro esterno del 4 febbraio, attesi e pericolosi a giudicare da questo edificio che si affaccia sulla strada. È il punto cruciale, ma è molto pericoloso, sia per i fuochi d'artificio, per la gente che si ci avvicina e l'aspettiamo in questa traversa, ovviamente. Può cadere anche qualcosa e dice in destra, di buono è buono, che fai? In questo tratto proprio si rallenterà e si accomuneranno tantissime persone. È da tanto tempo che segnaliamo questo pericolo che adesso è imminente, perché comunque ci sono tegole che sono esposte. Il pericolo è evidenziato e tra l'altro ben conosciuto dal comune di Catania, che si è limitato a transitare l'area in questione. Sempre a Catania, controlli della task force coordinata dalla polizia in 2 ristoranti alla Pescheria. In uno solo dei 2 sono emerse gravi irregolarità con sanzioni oltre i 10.000 euro. È stata sospesa l'attività del laboratorio cucina per criticità igienico-sanitarie. Sono stati trovati 5 kg di gamberi rosa privi di tracciabilità. Contestate inoltre violazioni all'impatto acustico, all'agibilità dei locali e alle barriere architettoniche. A Palermo il progetto Includo ha permesso ad alcuni senza tetto di avere un lavoro, lasciando così i dormitori, ma sempre più persone chiedono aiuto ai centri d'ascolto della Caritas diocesana. Marco Gullà. Formazione, digitalizzazione e accompagnare in un percorso di crescita i senza dimora. Sono gli obiettivi di Includo, progetto nazionale promosso dal Centro Studi Opera Don Calabria, che ha avuto come principale traguardo il rafforzamento delle competenze digitali dei tanti senza dimora. Includo ha coinvolto complessivamente 290 senza dimora, donne e uomini tra i 34 e i 50 anni, presi in carico dai servizi di accoglienza. Siamo partiti dalle basi, quindi
dallo SPID, dalla PEC, poi da tutti quelli che sono i servizi dell'amministrazione pubblica online, quindi faccio l'esempio dell'INPS, Agenzia delle Entrate e così via, fino poi a rivolgerci appunto alla presentazione al mondo del lavoro, prendendo contatti appunto online. E grazie anche a questo progetto alcuni senza dimora hanno trovato lavoro, lasciando i dormitori e trovando delle sistemazioni più adeguate. Ma nonostante tutto sono in aumento le persone che chiedono aiuto alla Caritas, gente che fino a qualche anno fa faceva parte del cosiddetto ceto medio. Si sono aggiunte ai cosiddetti poveri cronicizzati tutte quelle donne e tutti quei uomini cosiddetti chiamati working poor, che lavorano, quindi che hanno uno stipendio fisso ma non riescono appunto a finire il mese. Come sono aumentati i padri divorziati, separati, quindi tutte queste realtà che fino a qualche anno fa non venivano a bussare alle porte dei centri di ascolto della Caritas diocesana adesso sono aumentati. A Messina ha inaugurato l'anno accademico dell'università. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha sottolineato l'importanza di attrarre studenti stranieri e in aula magna c'era una delegazione della comunità studentesca iraniana, alla quale è stato riservato un lungo applauso. Francesco Triolo. Un lungo applauso alla rappresentanza di studenti iraniani in piedi, per primi seguiti da tutta l'aula magna del rettorato. Ha voluto aprire così il suo intervento la rettrice di Messina, Giovanna Spatari, inaugurando il 478° anno accademico dell'Ateneo di Messina. Un segno di vicinanza alla comunità studentesca iraniana di Messina, ben 600 gli iscritti, la più numerosa tra quelle straniere. Un abbraccio sincero. È un abbraccio che non è sufficiente, ho dato a questi giovani delle garanzie di supporto. Mi adopererò in ogni modo affinché appena possibile possano essere supportati da un punto di vista organizzativo. La condizione di non poter avere notizie dei congiunti deve essere una situazione terribile, e poi il lutto che li ha colpiti da vicino. Un anno accademico che si apre nel segno della responsabilità, dell'apertura, dell'impatto sul territorio e per il territorio. Non a caso ospita il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, Banca d'Italia che qui a Messina ha ceduto la sua storica sede proprio all'università. Settimana prossima la riapertura. Un bene importante per questa città che riprenderà a vivere, e questo è un segnale importante anche nei confronti del territorio. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha parlato della fuga dei cervelli, un problema per l'Italia come anche la scarsa capacità di attrarre immigrati laureati e studenti stranieri, e ha citato come esempio virtuoso in questo senso proprio l'Ateneo di Messina, visto che gli studenti internazionali raggiungono il 10% degli iscritti contro la media nazionale inferiore al 5%, mentre in Francia e Germania si sale a oltre il 10% e nel Regno Unito il 23%. Ultima pagina, un gruppo di bambini ha accolto il ministro della cultura Giuli alla cerimonia inaugurale di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea. Gibellina con questo progetto, ha detto Giuli, si conferma punto di riferimento per le nuove generazioni per la creatività. Laura Spanò. Gibellina è ufficialmente capitale dell'arte contemporanea. La cerimonia nella sala Agorà del comune. Si è trattato di un momento solenne alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli. La scelta di aprire proprio il 15 gennaio, quest'anno così importante per Gibellina, è stata una scelta consapevole e concordata, ha detto il sindaco Sutera in apertura. Gibellina è stata insignita del titolo di capitale dell'arte contemporanea per il fatto di essere città pioniera di ciò che oggi definiamo rigenerazione urbana e per la capacità di essere insieme una città opera e una città da abitare. Un anno, quello che inizia oggi, che segna il riscatto di un intero territorio, quello del Belice e della Sicilia occidentale, che oggi ricorda il 58° anniversario del sisma del 68 che distrusse una ventina di paesi della valle. Oggi la visione dell'ex senatore Ludovico Corrao, per anni sindaco di Gibellina, è diventata realtà. Il progetto di Corrao, culminato con questo riconoscimento, celebra la sua idea di rinascita attraverso la cultura. Lui che ha saputo trasformare una tragedia in una eredità di bellezza e speranza, facendo diventare Gibellina città museo a cielo aperto. Un dono postumo al sindaco visionario Corrao, che da subito intravide nell'arte la strada per una possibile rinascita del
piccolo paese distrutto dal terremoto del 68. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, trasferta libera per i tifosi rossazzurri che potranno seguire il Catania a Monopoli. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania, dopo la brutta notizia dell'infortunio di Di Gennaro, prepara la trasferta di Monopoli, dove potranno essere presenti anche i tifosi rossazzurri. Marco Carli. Trasferta aperta per i tifosi del Catania. A Monopoli supporter etnei potranno tornare a vedere la propria squadra lontano dal Massimino dopo le restrizioni degli ultimi 3 mesi, previsti 500 posti al Veneziani nel settore ospiti. La bella notizia per i tifosi arriva il giorno dopo la brutta, quella relativa al grave infortunio di Di Gennaro, che dovrà essere operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La colonna della difesa è stato anche protagonista del gol con cui i rossazzurri hanno sbloccato la partita con la Cavese, giocata con una vistosa fasciatura nel secondo tempo dopo il contrasto con Fella della prima parte dell'incontro. Il Catania ha individuato già da tempo un giocatore per il reparto arretrato. Miceli è atteso dopo la partita con il Monopoli. Mentre si avvicina ancora di più l'accordo con Jimenez e prolunga Quaini. Al Veneziani la difesa sarà composta da Piraccini, Allegretto e rientrante Celli. Lunetta potrebbe recuperare per la partita pugliese, migliora ma le valutazioni sono in corso. Le alternative nel ruolo non mancano, compreso quel Bruzzaniti che ha impressionato favorevolmente con i 2 assist sfornati e con la qualità messa in mostra nella partita con la Cavese. Promette di essere protagonista anche a Monopoli. I tifosi del Trapani Calcio attendono con apprensione la decisione del Tribunale federale prevista per il 22 gennaio e che potrebbe disporre l'esclusione dal campionato. Ma intanto, viste le uscite previste, ci si domanda come si possa arrivare alla fine del campionato, in ogni caso con un'ulteriore penalizzazione. Laura Spanò. Tifosi granata in apprensione a Trapani per le vicende che stanno interessando le squadre del patron Valerio Antonini. Se per il basket ormai la partita è chiusa, rimane aperta quella del calcio. L'attenzione ora è concentrata sulla decisione che il Tribunale federale prenderà il prossimo 22 gennaio. Per quella data il Tribunale potrebbe infatti valutare l'eventuale provvedimento di esclusione dei granata dal campionato e, se ciò non accadesse, se ne riparlerebbe comunque da lì a poco, visto che è prossima una delicata e importante scadenza di pagamento, quella del 16 febbraio, che per la portata dei pagamenti previsti potrebbe determinare, in caso di mancato ottemperamento agli obblighi, la definitiva esclusione. Ma intanto per molti giocatori quella giocata contro il Latina è stata l'ultima gara. Sono in partenza Grandolfo al Casarano, Schnaller alla Torres, Benedetti al Cittadella e Di Noia al Brescia. A questi bisogna aggiungere anche le precedenti cessioni di Carriero alla Salernitana, Negro al Casarano e Ciotti al Cosenza. Ma lo smantellamento, perché di questo si tratta, non si è ancora concluso. Trattative sono in corso per Pirrello all'Arezzo, Canotto a Ravenna, Celeghina alla Ternana, mentre si apprende che Stramaccioni ha chiesto la risoluzione del contratto rinunciando agli stipendi di novembre, dicembre e gennaio. A questo punto il destino del Trapani Calcio al pare ormai segnato. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.